C'è un punto di incontro davvero vicino, dove gli interessi e le garanzie sono le stesse per i lavoratori e le imprese artigiane. C'è un luogo in cui le parti del mercato del lavoro danno vita ad un contesto di bilateralità per assicurarsi sicurezza ed equità e dare circolarità alla ricchezza del nostro territorio. C'è uno spazio interamente veneto, voluto dalle parti sociali e artigiane, quella datoriale e quella sindacale insieme, per garantire un'adeguata, sicura e precisa assistenza sanitaria integrativa e capace di rispondere ai principi solidali anche in situazioni di straordinarietà. A poter vivere questo contesto sono i lavoratori iscritti e le aziende artigiane aderenti al fondo Sani in Veneto. Fondo che garantisce una scelta tra 3.600 trattamenti e prestazioni sociosanitarie integrative e complementari al Servizio Sanitario Nazionale e grazie a 6.000 centri convenzionati. Sani in Veneto rimborsa ogni anno quasi 200.000 richieste, contando su più di 200 sportelli presso le parti sociali. La nostra assistenza sanitaria integrativa, che si basa su una gestione diretta e non mediata, rappresenta la possibilità di ottenere il rimborso di tutte le spese per le prestazioni mediche, non solo per i dipendenti delle aziende artigiane, ma anche per gli imprenditori, i soci e i collaboratori e per i familiari di entrambe le parti. A dar vita a questo luogo, utile per dare conforto alle nostre necessità, spazio sociale fondamentale e punto di incontro ispirato alla mutualità e alla reciprocità, è stata la precisa volontà costitutiva di Confartigianato Imprese, CNA e Casa Artigiani del Veneto per la parte datoriale e di CGIL, CISL e UIL del Veneto per la parte sindacale. Insieme siamo Sani in Veneto. Insieme siamo il fondo di assistenza integrativa di chi fa grande, ogni giorno, l'artigianato di casa nostra. Benvenuti a tutti, buonasera. Siamo alla presentazione del secondo bilancio di Sani in Veneto. L'iniziativa è anche l'occasione per raccontare le attività e i risultati ottenuti dal fondo nell'anno e mezzo difficile che abbiamo affrontato, e anche l'occasione per confrontarsi sul futuro del welfare nell'ottica di una maggiore integrazione tra pubblico e privato. E doveva essere qui presente fisicamente, ma lo è collegata al video, l'assessore regionale ai servizi sociali e alla sanità, Manuela Lanzarin. Vediamo se riusciamo a collegarci con l'assessore, che per sopraggiunti impegni istituzionali non ha potuto essere qui presente fisicamente, però non ha voluto mancare all'evento. Vediamo se riusciamo. Assessore, lei ci sente? Sì, io vi sento, buongiorno. Buongiorno Assessore, grazie. Ecco, la vediamo adesso. Benissimo, grazie Assessore. A lei volevo chiedere una domanda, fare una domanda. Quale ruolo deve avere secondo lei la Regione sul fronte delle forme integrative di assistenza sia sanitaria che sociosanitaria? Ma intanto io vi ringrazio per l'opportunità, mi scuso se non posso essere con voi lì fisicamente, ma purtroppo insomma la situazione di questi giorni, insomma di queste settimane fa cambiare radicalmente le agende, insomma ormai ora per ora, insomma, quindi purtroppo insomma, però oggi con queste nuove tecnologie riusciamo lo stesso insomma a collegarci, e quindi Certo. ci tenevo alla mia presenza e portare il saluto della Regione Veneto. Allora, su questa tematica io credo che la Regione ha un ruolo fondamentale di coordinamento e di programmazione, se vogliamo così definirla, tant'è che la questione legata ai fondi integrativi è stata ed è una questione che è stata inserita nei due piani sociosanitari, il piano sociosanitario del 2012 e il piano sociosanitario del 2018. Proprio perché convinti che un coordinamento complessivo sia necessario, oggi sempre di più quando parliamo di forme di integrazione sanitaria, se pensiamo appunto a prestazioni di vario tipo, oppure se pensiamo ancora di più, io credo, a prestazioni sociosanitarie, quindi prestazioni che si rivolgono alla persona anziana, alla non autosufficienza per esempio.
Abbiamo parlato molte volte e continuiamo a parlare di quanto sarebbe importante e necessario avere qualcosa finalizzato per la non autosufficienza. Noi abbiamo visto che abbiamo numeri crescenti, abbiamo dei numeri che sono in esplosione per il futuro e quindi è chiaro che nell'organizzazione della programmazione, che può essere la programmazione legata ai servizi che noi possiamo mettere in campo, avere anche un supporto e comunque essere consolidata all'interno di fondi integrativi diventa qualcosa di importante, ma soprattutto che ci aiuta in maniera molto più uniforme, molto più consolidata, ecco, lasciatemi passare questa parola, sicuramente a gestire anche i numeri che dovremo affrontare per il futuro. Certo, vede nel futuro una maggiore collaborazione quindi tra sistema dell'integrazione privata e pubblica, e tra qualche anno secondo lei dove arriveremo su questo fronte? Ma io immagino proprio di sì, che ci dovrà essere sempre più una maggiore integrazione tra il sistema pubblico e privato. Sappiamo oggi, abbiamo capito, io credo, l'importanza di investire in sanità, investire in servizi sanitari, in servizi sociosanitari e mettere quindi investimenti pubblici e privati, risorse appunto di fondi di integrazione pubblica e fondi di integrazione privati, riusciamo, io credo, a dare una risposta più puntuale, anche perché sappiamo che le risorse non sono infinite. L'importante, io credo, che debba esserci una buona programmazione e un buon coordinamento. Certo, perfetto. Io Assessore la ringrazio della sua disponibilità, non so se aveva qualche altra dichiarazione insomma, da fare, se no la congediamo. No, io ringrazio voi invece per questa opportunità insomma, di saluto, ringrazio e saluto appunto tutti i partecipanti e soprattutto io mi auguro, questo veramente mi auguro, di riuscire nel futuro e quindi a superare anche questo momento, questa nuova ondata che ci sta un po' insomma, mettendo nuovamente in difficoltà come diciamo tenuta del sistema, ma soprattutto come oggi insomma attenzione rispetto ad altre problematiche, però passata insomma a questa nuova ondata e noi siamo sicuri insomma che con la vaccinazione, abbiamo visto i numeri, insomma i numeri sono tutti i numeri che ci dicono che la vaccinazione ha sicuramente un risultato molto importante, che la vaccinazione ci ha permesso e ci permette anche oggi insomma di avere una vita abbastanza insomma del tutto normale e la terza dose abbiamo visto insomma che c'è fortunatamente una corsa alla terza dose per metterci più in protezione, ci permetterà dicevo, di superare anche questa nuova situazione e di concentrarci anche alla luce di quelle che sono le nuove programmazioni, le nuove opportunità che noi abbiamo, PNR e quant'altro, anche su altre cose, tra cui anche tutto il sistema articolato, ma oggi io credo essenziale e soprattutto ormai ineludibile anche dei fondi integrativi e quindi anche di questa forte sinergia tra fondi integrativi pubblici e fondi integrativi del privato. Perfetto. Assessore, grazie molte della sua partecipazione e buona serata. Grazie a voi. Ed ora entriamo nel vivo insomma, della presentazione del bilancio. La chiamerei il Presidente Antonio Morello per il suo intervento sul fondo, la mission e le sfide per il futuro. Prego. Bene. Allora io ho preparato una breve relazione intanto benvenuti a tutti, buonasera. Grazie agli amici, ai nostri ospiti. Toglierlo. Già tirarla via, scusa. Ormai sono ricco di... Oggi è venerdì, ci rilassiamo un attimo, no? Perché abbiamo corso tutta la settimana. Vediamo un attimo di fare un po' come dire... di chiarezza sul fondo, su quello che stiamo facendo, su come lo facciamo, del perché. Rallentiamo un po' il ritmo e parliamo di questa cosa bellissima che è il Fondo San in Veneto. Parliamo di questa cosa qua. Benvenuta poi alla nostra tavola rotonda la Patrizia Messina, Aldo Bonomi, Michele Buonaerba,
Un saluto all'assessore che, come avete sentito, parla di integrazione, parla di responsabilità anche per quanto riguarda la sociosanità. Lui è l'assessore per la programmazione sanitaria e sociosanitaria. Dobbiamo sempre abbinare questi due elementi, perché la sanitaria, per certi versi, ci dà l'abbrivio, ci dà la capacità di fare, come dire, i numeri, ma la sociosanità in qualche maniera è un po', diciamo, la sorella minore, quella che invece è quella che ci sta creando un po' più di problemi. Oggi ho l'onore di riraccontare la storia che molti hanno sentito, ma forse qualcuno non ha ben chiara. La storia parte da una scelta lungimirante e libera, che è stata la costituzione del nostro fondo Sani in Veneto, nato, proprio come è stato detto, dove gli interessi e le garanzie sono gli stessi per i lavoratori che per le imprese. Nato con precise volontà delle nostre parti costituenti per dar vita ad un contesto di bilateralità che assicuri sicurezza ed equità, creando di fatto quella che possiamo definire come la circolarità del benessere e della salute. Benessere, lavoro, salute, problemi, malattia, quelli che più o meno tutti avremo. Il fondo è cresciuto moltissimo negli ultimi anni. Siamo una comunità di più di 140.000 lavoratori, 40.000 imprese e ogni anno rimborsiamo 200.000 prestazioni. Avete sentito? Rimborsiamo prestazioni. Cioè è denaro che i nostri iscritti possono ottenere attraverso appunto il fondo. Possiamo e contiamo su 200 sportelli presso le parti sociali. Sono sportelli che sono al servizio dell'utenza. Un valore straordinario. Un vero e proprio capitale sociale e di cultura civica del nostro territorio. Per il secondo anno siamo qui a parlare di bilancio sociale in un anno che dire difficile è fargli un complimento. Questo 2020 sarà ricordato per sempre come l'anno del coronavirus. Impossibile dimenticare l'impatto che ha avuto questo virus sulla vita di ognuno di noi, sulle nostre famiglie e anche sul nostro lavoro. Nella difficoltà però questo capitale sociale raccolto proprio in Sani Veneto ha potuto dimostrare con i fatti la sua efficienza ed efficacia, rispondendo prontamente, questo è un altro aspetto molto importante, con campagne straordinarie rivolte verso i nostri iscritti e per le nostre aziende e per la popolazione anche del Veneto. È stato determinante nella difficoltà pandemica che le nostre parti costituenti potessero contare su un ente specifico che si occupava proprio di sanità integrativa. Un fondo di assistenza sanitaria autogestito e già attivo, al servizio delle imprese, dei lavoratori, dei titolari e delle famiglie, con cui dialogare, progettare strumenti di immediata attivazione a supporto concreto del mondo artigiano colpito dall'emergenza sanitaria pandemica, che ancora oggi ci affligge. Uno strumento insomma adatto ad aiutare nel modo più specifico e appropriato il territorio e le imprese e i lavoratori. Una risposta sostenibile. 5.200.000 i fondi erogati solo per gli interventi straordinari. Una risposta sostenibile, questa è la sostenibilità, proprio la vicinanza, questo è proprio l'esempio primario. Il fondo, lo vedremo, ha raggiunto risultati di indubbio rilievo. Occorre ora che questo forte collegamento tra rappresentanza, strumento e territorio sappia mantenersi e consolidarsi, con una continua crescita e adattamento, per valorizzare ancora di più il proprio ruolo di fondo per la sanità integrativa dell'artigianato veneto, come ha detto l'assessore. Ecco perché oggi il tema del bilancio sociale è particolarmente importante, proprio perché dimostra come è riuscito a produrre nuove soluzioni che rispondessero a nuovi bisogni, creando quel valore aggiunto che spesso richiamiamo e che magari in questo caso abbiamo avuto anche l'esperienza di averlo. Questo valore aggiunto si chiama innovazione sociale, si chiama privato sociale, si chiama innovazione generativa di valore. Qualcuno direbbe, ragioniamoci sopra. La nostra esperienza coglie la sfida sulla responsabilità sociale del territorio per la creazione di un sistema locale di sviluppo, più vicino, più trasparente e anche più presente sui temi di reazione immediata ai bisogni contingenti. Se puntiamo alla costruzione sociale
in rete tra sistemi, possiamo portare a compimento molteplici progetti e con lo sviluppo e il potenziamento del sistema di welfare territoriale per intenderci la bilateralità, che ha poche esperienze come la nostra in Italia, mettere in condivisione un reciproco scambio di competenze, informazioni e azioni al servizio del sistema di sviluppo locale. L'obiettivo è di integrarci, la prima I, integrarci, l'avete sentito anche dall'assessore, con altri sistemi territoriali per riuscire a utilizzare al meglio le risorse che abbiamo, sfruttando le esperienze, le nostre esperienze, e le peculiarità che ogni ente, che ogni cluster e che ogni sistema possiede. Di queste peculiarità noi in Veneto ne siamo ricchi. Basta pensare anche alla stessa nostra bilateralità, che esiste da 30 anni. Ecco perché penso sia evidente che il mondo dei lavoratori e il mondo dell'impresa vadano sicuramente coinvolti in quelli che saranno i progetti per una maggiore integrazione. L'artigianato ha sempre creduto, perché lo vive, perché io lo vivo con la mia impresa, nel modello locale, quello che si sedimenta in un dato luogo, costituito da risorse locali, con identità e un sistema di valori, storia locale e reti di relazioni, Il nostro fondo ha le caratteristiche che gli consentono sicuramente di competere in una integrazione fra grandi player, sicuramente lo possiamo fare, per la creazione di un sistema integrato, moderno, attuale, rispondente alle esigenze, come lo abbiamo fatto in questo periodo di Covid. I fattori di successo di San in Veneto sono, li vedrete, sono ai vostri occhi, ma sono diversi. Il primo determinante è stato quello proprio della lungimiranza. Confartigianato, come avete visto, CNA, Casartigiani, CGL, CISL e WIL, le parti costituenti, insomma, del Veneto, hanno saputo saggiamente, una parola che deve ritornare, con saggezza, hanno saputo con saggezza unire le loro vedute, unire le vedute, signori, uniamo le vedute e ragioniamo sul modello migliore di assistenza per i nostri iscritti. Creare quel punto, e lo voglio ripetere, dove gli interessi e le garanzie sono gli stessi per i lavoratori e per le imprese. Quanto bello è sta roba qua. Questa è una cosa bella. E sì la lungimiranza e anche la mission, ma hanno saputo anche creare lo strumento giusto, capace di efficienza ed efficacia e con legittimazione sociale, con la legittimazione sociale che gli spetta. San in Veneto ha saputo e sa generare punti di forza inconfutabili, che da soli e meglio di altri sono portatori di valore aggiunto. Un punto di forza, l'abbiamo già detto, la territorialità, nella sua natura. Sani in Veneto, lo dice proprio il nome. Anche il nome è stato studiato su questo argomento. È una cosa veramente bella. Quindi poter ragionare intorno alla vicinanza, dimensioni regionali. Vicinanza vuol dire rispondere con coscienza e con specificità a necessità, domanda e dare risposte e strumenti, insomma esigenze vicine allo strumento. Altro punto di forza è il radicamento e le relazioni esistenti nel territorio. San in Veneto sì è uno strumento nato nel 2013, ma prima che nascesse questa definizione di welfare o anche di assistenza per la sanità integrativa era già presente in Veneto, lo era già fin da 30 anni fa, con la bilateralità, con l'EPA. Quindi una storia di relazioni, di istituzioni, di aziende, di lavoratori, di enti profit o non profit, lunga, estesa e radicata. In sostanza quello che dicevamo prima, la bilateralità veneta, che è proprio costruzione sociale e sistema locale. Relazioni quindi stabili, rapporti densi, ravvicinati. È evidente che dove si crea questo c'è creazione di fiducia fra le persone, che la fiducia in questo caso è il motore delle relazioni. E dove si genera fiducia c'è ritorno di fiducia e conseguentemente di risultati buoni, una buona risposta in quello che si fa. Altro punto di forza è l'assenza di scopo di lucro. San in Veneto è una onlus, non è una cosa da poco, perché non c'è profitto su cui ragionare, non c'è profitto da raggiungere, ma solo la tutela della salute per i nostri iscritti e la responsabilità di mantenerla alta nel tempo. E questo ci permette di assistere ai cambiamenti senza incertezze, in maniera sostenibile, ovvero con la capacità di agire come leadership responsabile,
che nel trasformare e cambiare mantiene però i valori fondamentali declinati nel contesto di appartenenza, mantenendo l'equilibrio nell'affrontare anche le logiche di mercato. Non da ultimo eccolo qua. Non da ultimo è il nostro futuro, il nostro futuro è qui, ora. Lo stiamo costruendo seguendo più strade. Una, il convenzionamento con la sanità pubblica, con il sistema sanitario pubblico, perché è il pilastro principale di riferimento su cui poggia la sanità integrativa di ogni tipo, e questo è dimostrato che la sanità integrativa si presta bene quando c'è un sistema sanitario pubblico che funziona. E la sanità integrativa è fatta di tante esperienze, ma che portano sempre a questa dimostrazione. Un'altra strada che stiamo già percorrendo, come diceva anche l'assessore, è quella della scelta di attivare la tutela per il piano di sopportare la non autosufficienza, long term care. Come abbiamo visto, sanità e sociosanità. Anche questo è un altro elemento importante che il fondo sta cercando di portare avanti per essere attuale, per avere le caratteristiche di essere un fondo che risponde al presente e al futuro. È la strada questa della non autosufficienza e della sociosanità che risponde alla critica che spesso viene fatta e viene mossa verso i fondi. In molti casi è anche vera. Sono poco sensibili sui temi della sociosanità intesa come un'autosufficienza e per le malattie croniche. La stessa Regione Veneto, con l'articolo 10 e le linee di adozione, parla proprio sulle forme di integrazioni regionali di assistenza sanitaria e sociosanitaria. Quindi il fondo deve dimostrare anche di non sottrarre risorse al sistema sanitario nazionale. Questo è un altro aspetto che viene mosso, ma di integrarsi con esso, rendendosi disponibile a condividere progetti, a non alimentare poi deve fare il consumo sanitario inappropriato, a far suo il concetto di costo appropriatezza, che questo è un altro elemento importante che dobbiamo tener conto, perché gestire un fondo non è solo gestire un'entrata e un'uscita di persone che richiedono il rimborso, è anche questo una visione di questo genere qua. Adottare anche l'appropriatezza su quello che il decreto Sacconi mette in atto come ritorno, diciamo, dei fondi, che pone il tetto al 20%. Attualmente i fondi restituiscono mediamente un 37-38%. Noi siamo oltre il doppio. Altro aspetto che non è. E allora se il futuro è qua, come ha detto l'assessore, e si sta giocando ora, quali sono i punti su cui stiamo giocando, su cui dovremo giocare? E sono 5 punti. Valorizzare l'apporto del privato sociale. Promuovere l'integrazione delle funzioni e dei servizi. Sviluppare progetti di partnership pubblico-privato. Eliminare sovrapposizioni e duplicazioni. Concordare principi comuni. Questi sono i temi sui quali un fondo che vuole dirsi tale e che non fa solo rimborsi, può, diciamo, giocare la sua partita adesso per il suo futuro. Oggi abbiamo invitato 3 esperti di integrazione ad esporci la loro lettura, magari a completamento o non a completamento di quello che ho suggerito, e sono il professor Bonomi, che ci darà una lettura da sociologo, ma anche da studioso di sistemi e di progetti ad area vasta, su quali sono i players da mettere in rete per assicurarsi il modello funzionale migliore, ma anche quale modello opportuno di riferimento per la tutela dell'ultimo. Poi avremo la professoressa Messina invece che ci parlerà sulla necessità di non fare solo amministrazione ma anche strategia. Importantissima questa cosa qua. Tratterà il concetto che non c'è sviluppo sostenibile senza un governo di questo sviluppo. Questa è una cosa che bisogna tener conto. Come ogni sistema deve crescere in modo graduale per il bene di tutti e per il proprio territorio. Che non c'è governo dello sviluppo senza istituzioni, ancora una I,
impegno, grande impegno, e ideali legati all'innovazione. Tutte I. A seguire abbiamo anche cercato un confronto con un'altra esperienza. E abbiamo qui il dottor Michele Buonerba, presidente di Labor Fund, che appunto fra tutti gli enti nel suo territorio del Trentino ci può dare un'esperienza unica, direi. Questo è l'obiettivo di oggi, ma l'obiettivo che ci siamo già dati come CDA per crescere e migliorarsi, integrarsi, le I. Lascio la parola al direttore. Prima voglio fare un ringraziamento, che continui il cammino per raccontarvi quello che abbiamo fatto con questo bilancio sociale. E li abbiamo fatti nell'anno in cui dovevamo esserci. Quindi credo che abbiamo dato un segno importante di quello che è il nostro compito. I risultati che oggi presentiamo con orgoglio sono veramente il frutto di una costante collaborazione, confronto e mediazione di tanti elementi, ma tanti, e di tante necessità, ma tante. Ma anche alla fine tutte queste necessità mantengono vivo Sani in Veneto, sono il nostro valore, queste complicanze sono il nostro valore, sono l'elemento che ci caratterizza. Quindi io ringrazio per i risultati il CDA, il collegio sindacale, la commissione comunicazione che si è messa a lavorare con tanto, e soprattutto ringrazio tutti i collaboratori di Sani in Veneto che sono il vero motore del fondo. Grazie. Allora. Ed ora, prima dell'intervento del direttore, andiamo a vedere un video che presenta ciò che Sani in Veneto ha fatto in quest'anno appunto molto complicato. 2020-2021 sono stati anni intensi, anni non facili, anni in cui ognuno ha dovuto fare la propria parte. Non sono mancate le campagne straordinarie volute dal CDA e dalle parti sociali di Sani in Veneto, per i nostri iscritti, per le nostre aziende e per la popolazione della nostra regione. Interventi che si sono aggiunti alla liquidazione di base di 8 milioni di euro annui. Vi raccontiamo questo impegno con alcuni valori in cifre che per noi hanno il valore fondamentale che si fonda su 3 nostri pilastri, che sono umanità, solidarietà e comunità. 5.200.000 euro il valore totale degli interventi di supporto. Mai così vicini. Ecco le iniziative a favore degli iscritti. 44.000 i lavoratori in sospensione lavorativa durante il lockdown coperti gratuitamente. 2.537 le attivazioni di coperture gratuite per familiari e titolari durante l'emergenza. 2.860.000 euro il valore degli indennizi per isolamenti fiduciari e per l'ospedalizzazione da Covid-19. 6.920 gli iscritti che hanno beneficiato dell'indennizzo di aria per isolamento fiduciario e ospedalizzazione. 145.000 gli iscritti con massimali visite specialistiche e diagnostiche raddoppiati legati al Covid. Riaprire sicuri. Ecco le iniziative a favore delle aziende aderenti. 23.090 i dipendenti coperti dalla campagna di prevenzione. 3.881 le richieste di rimborso coperte. 16.039 le forniture di materiale sanitario, termometri, saggi diagnostici supportati. Sani in Veneto, per la popolazione della nostra regione. 300.000 euro il valore delle donazioni di materiale sanitario per le RSA del Veneto. 6.500 le mascherine FFP2 donate Croce Rossa Italiana del Veneto. 6.500 le mascherine FFP2 donate medici di base tramite protezione civile. 120 i post di informazione e condivisione notizie sui temi pandemia. 265 gli interventi di supporto psicologico attraverso EMDR Italia.
Do ora l'intervento del direttore di San in Veneto. Prego. Sì, buonasera a tutti. Dunque, anch'io prima di iniziare volevo, permettetemi 2 minuti ringraziare, anzi 1 minuto, ringraziare la Commissione Comunicazione di San in Veneto per lo sforzo che sta facendo per migliorare la nostra comunicazione. Quindi ringrazio i consiglieri Valeria Bosco, ringrazio il consigliere Alfonso Lorenzetto per ogni contributo, come naturalmente anche Irene Bares del Fondo e anche Filippo della Villa di Freschiz per il loro apporto continuo e per in sostanza questi strumenti che ci permettono di governare questa dimensione importante. È una dimensione importante perché il Fondo ha capito una cosa, che non basta dare valore al territorio, ma bisogna sia dare valore sia riuscire a comunicarlo nel modo giusto, riuscire a dire quello che viene fatto ogni giorno, e oggi il bilancio sociale ne è una delle espressioni principali. Perché se ci pensate, dietro i nostri numeri ci sono delle persone, quindi è doppiamente importante riuscire a trasmettere il nostro ruolo e l'impatto che abbiamo sulla nostra regione. Dal punto di vista comunicativo, ve lo dico perché siete abituati magari in molte slide, abbiamo anche deciso che è meglio in questi incontri dare pochi numeri ma significativi, perché troppe informazioni rischiano di non essere comunicazione. Quindi oggi mi sentirete dire delle cifre, sono cifre reali, parentesi, non c'è nessuna stima, accantonamento, sono tutte risorse effettive, risorse reali, uscite finanziarie andate veramente a supporto. Prima di iniziare, però, ricordiamo sempre dove siamo. San in Veneto nasce dalla precisa volontà delle parti costituenti. Ne sono i principali fautori della crescita del fondo e con loro raggiungiamo i nostri risultati. Non dimentichiamo comunque tutta la bilateralità, quindi anche EBAV e COBIS. Sono i nostri, possiamo dire, i nostri enti uniti nella bilateralità, forse enti addirittura fratelli in questo, perché nasciamo dalle stesse parti costituenti, cresciamo insieme ogni giorno e puntiamo a raggiungere gli stessi obiettivi. Questi numeri che vedremo oggi sono solo quelli di San in Veneto. È importante tenere conto che ci sono anche altri enti che partecipano a questa azione a supporto del territorio, a cui bisognerebbe assumere e riassumere e sommare i vari contributi per rendersi veramente conto di quanto è stato fatto l'anno scorso. Cominciamo a dire cosa fa un fondo sanitario. Ecco, la domanda è questa: come facciamo a capire cosa fa un fondo sanitario? La prima dimensione è questa, è il nomenclatore del fondo, sono le prestazioni sanitarie che compongono il diritto contrattuale. Ecco, la prima valutazione del 2020 è su come sono andate queste liquidazioni. Beh, sapete, l'ha accennato anche il Presidente, che questi numeri continuano a crescere. La macchina di base dell'erogazione ha cominciato negli anni scorsi, ha continuato a raggiungere grandi obiettivi, il numero di prestazioni e il numero di risorse effettive cresce anno dopo anno. Numero di prestazioni 2019 180.000, confermate anche nel 2020, nel 2021, ve lo posso già dire, abbiamo passato la soglia delle 200.000 prestazioni, quindi una crescita progressiva. Ancora di più se vediamo il liquidato, che anno dopo anno cresce, nel 2020 sono 8 milioni. Ecco, questa rappresentazione però è solo di numeri, bisogna entrare nel merito di queste cifre per capirle. Lo trovate dettagliato, la seconda parte prova a spiegare come San in Veneto raggiunge queste prestazioni, come riesce a essere vicino alla propria platea. Abbiamo cercato di far parlare i numeri che dicevano prima. Ecco allora che questi sono gli indicatori fisici, diciamo, le prestazioni, vale a dire, e gli utenti, vale a dire uomini, donne, che abbiamo aiutato per ogni categoria, e vedete i numeri riportati sotto, e quante volte le prestazioni li abbiamo aiutati. Vedete che i numeri sono veramente alti. Li trovate, magari non so se riuscite a leggere, ma le trovate nella seconda parte. Abbiamo anche fatto un ulteriore sforzo, perché il nomenclatore 3.600 prestazioni magari non è così leggibile.
abbiamo cercato di capire come li aiutiamo. Ecco allora che sopra vedete che tipo di necessità puntiamo a soddisfare. La necessità del controllo, quindi della tutela della propria salute. 28.000 persone hanno potuto tutelare la salute, la propria salute, attraverso le visite specialistiche, l'analisi di laboratorio. Oppure li abbiamo aiutati a superare degli interventi chirurgici. Trovate 2.900 donne e 1.800 uomini, quindi quasi 5.000 persone. Abbiamo anche aiutato a rimborsare spese dentistiche, quindi spese frequenti. Sono per altre 10.000 persone, è una delle spese più ricorrenti. E questi numeri continuano. Abbiamo aiutato delle persone attraverso la fisioterapia, le lenti, le protesi, li abbiamo aiutati a tornare al lavoro o a restarci nella difficoltà, li abbiamo aiutati. Come abbiamo anche, attraverso il capitolo di sostenere le situazioni importanti della vita dei nostri iscritti, li abbiamo aiutati magari quando avevano a che fare con una malattia rara o quando dovevano sostenere una radioterapia, quando avevano un'invalidità lieve o addirittura una non autosufficienza. Sono tutti momenti, come anche nel supporto alla maternità, in cui i nostri iscritti avevano bisogno di un supporto. Quindi questi sono i numeri. Quindi siamo partiti dalla dimensione economica, gli 8 milioni di euro, e li abbiamo trasformati in queste dimensioni per categoria. Faccio un ulteriore spunto. Questi adesso avete i numeri, ma quanto vale una prestazione sanitaria? Questa è una buona domanda. Quanto vale una prestazione sanitaria sull'impatto di una persona, della propria famiglia o nella sua sfera professionale? Ma soprattutto quanto conta poter accedere a una prestazione sanitaria nel momento del bisogno? Perché questo è quello che fa San Veneto. Non è solo uno stanziamento tout court, delle risorse, è un aiuto davanti a una difficoltà riconosciuta in cui il nostro iscritto ha potuto magari superare quella difficoltà. Cioè, quindi la vera domanda è che noi stiamo rispondendo con questo bilancio sociale che dà i numeri dell'utenza, ma dopo la valutazione è nella sensibilità di ognuno, nella vita di ognuno. La vera domanda sarebbe: quanto vale uno screening, quelle persone che tutelavano la salute, quanto vale uno screening al momento giusto? Quanto vale potersi permettere delle spese dentistiche che altrimenti non potrei accedere? Quanto vale una protesi magari con un contributo che mi permette di avere una miglior vivibilità? O quanto vale il supporto nella maternità? Questo è quello che ognuno di noi può valutare personalmente. Qui comunque abbiamo già i numeri, che sono i dati oggettivi, e la valutazione soggettiva è particolare. E attenzione, che potrebbe essere letta anche al contrario. Cioè quanto, alla fine, qual è il valore purtroppo per questa persona se non riesce ad arrivare a quella prestazione, a quella difficoltà? Ecco, sono ugualmente importanti riuscire a ricordarsi che dietro a questi numeri ci sono appunto persone che usufruiscono del nostro supporto e riescono a passare delle situazioni difficili. Cambiamo grafico e rappresentazione. Ecco, questo, per una lettura, è il grafico delle nostre iscrizioni, anzi, a dirla tutta, è il grafico delle quote maggiori di 0. Vedete 2018, 19, 2020. Non ho messo il 16 e il 17, vedremo una curva che cresce sempre più. Infatti vedete, dal gennaio 2018, anche vedendo i dati 2020, le quote mensili che le aziende pagano al Fondo San Veneto crescono anno dopo anno. Ecco, se vediamo il 2020, a gennaio avevamo 135.000 iscritti, 135.816. A dicembre ne avevamo 137.227. Ecco, lo sforzo del nostro bilancio sociale è quello di far capire anche qua quali sono i numeri, ma anche quali sono le persone sotto a queste valutazioni.
Cioè, qua dietro ci sono in primis delle persone che riconoscono la bontà dello strumento che fanno richiesta, ma ci sono anche una stagionalità, vedete che varia anno dopo anno, ma come vediamo c'è anche stata una frattura. La frattura è il mese di aprile 2020, il mese, come sappiamo, di aprile e anche maggio del lockdown. Ecco, questa è un mese, e quella colonna resterà là sempre, in cui ci si ricorderà quello che è successo, in cui San in Veneto è stato chiamato, come tutti i fondi sanitari, a una prova del 9. Ormai lo slogan di San in Veneto lo diciamo a memoria: Fondo di assistenza sanitaria integrativa. Ecco, pensate a tutte le parole di questo slogan. Assistenza, c'era bisogno di assistenza nel 2020. Sanitaria, era un'emergenza sanitaria. Integrativa, sì, il pubblico era in difficoltà, la sanità pubblica. Artigiana del Veneto, ci uniamo sempre. Era un'emergenza dei lavoratori artigiani che erano in lockdown, non riuscivano a lavorare con le chiusure. Del Veneto, Veneto e Lombardia erano le regioni più colpite. Ecco, qui era la situazione di partenza e avevamo tutti questi fondi creati recentemente, 2013, ora che sono avviati, altri addirittura dopo, che avevano proprio questa funzione. San in Veneto in particolare era nel proprio territorio chiamato ad una prova. Com'è andata? Questo è il valore, è il secondo, sono arrivato alla seconda dimensione. Quando valutate un fondo sanitario, pensate a questa seconda dimensione, il valore delle campagne straordinarie. Il Covid l'ha portato a questa riflessione, quindi non solo garantisco un diritto contrattuale, ma come posso essere utile in questa situazione? La capacità di reazione. Ecco, questa è la capacità di reazione che ha mostrato tutto il sistema, perché San in Veneto non è da solo. Questo è il valore al 31 dicembre 2020. Quindi, da quando si è partiti nell'emergenza, ricordiamo fine febbraio, ci sono state una serie di campagne a marzo con Mai Così Vicini, a maggio con Riaprire Sicuri, perché le parti sociali hanno deciso di rinforzare appunto l'assistenza di cui il territorio aveva necessità, e quindi è stato capace il sistema di creare anche altre risposte per il proprio territorio. Quindi questa è una dimensione, la capacità di generare campagne straordinarie, e il Fondo San in Veneto si è chiamato in realtà per la prima volta a farlo vediamo i numeri, parlano da soli. 3.276.000 al 31/12 sono diventati a fine ottobre 5.200.000 che citava il Presidente, che abbiamo visto nei video. Permettetemi due considerazioni. La prima, il passo è sempre a seconda della gamba. Cioè, ricordiamoci gli 8 milioni liquidati e 3.276.000 di risorse straordinarie, 43%. Il Fondo San in Veneto ha capito la difficoltà e ha messo risorse per una volta e mezza in quella situazione di difficoltà. La seconda, magari è scontato, però io preferisco sempre dirlo, la territorialità. Non c'è nessun'altra condivisione, c'è specificità di risorse sulla nostra regione. Piena localizzazione, integrazione e vicinanza territoriale. Quella è la somma aggregata, ma anche qua capiamo come siamo arrivati. Siamo arrivati con una serie di interventi. Sono molteplici, le abbiamo viste nel video, insomma, i 44.000 lavoratori in sospensione coperta sono la frattura che vedevamo prima, perché in realtà dal punto di vista del servizio e della tutela agli iscritti non è cambiato nulla, li abbiamo coperti noi tout court, abbiamo messo delle risorse e abbiamo coperti quei 44.000 lavoratori in lockdown, 2.537, mi ricordo ancora la definizione che avevamo dato, titolari, soci, collaboratori e familiari di dipendenza in emergenza sanitaria o in emergenza economica. Ecco, questo ricordiamolo, 2.500 coperture gratuite. Non è, anche qua, non è da tutti. 1.600.000, i numeri abbiamo detto, questi sono effettivi, ma ci concentriamo sulle persone,
sono 4.000 persone che hanno ricevuto la diaria. Penso insomma che sia evidente quello sconcerto di quei primi mesi, quelle prime settimane, quanto sia importante. Addirittura c'erano famiglie interamente coperte da Sani in Famiglia, oltre a Sani in Veneto, e hanno avuto la copertura per tutti. 145.000 coi danni, con i massimali per ulteriori visite specialistiche e indagini diagnostiche del Covid. Qua probabilmente non è ancora finito, ci sarà anche un post, però li abbiamo coperti tutti, a tutti abbiamo dato una maggior tutela. Riaprire sicuri, permettetemi una lettura aggregata. Questa è stata la prima grande campagna di prevenzione del fondo. Proprio una campagna che aveva l'obiettivo importante di tornare al lavoro. Ne avevamo parlato, si potrebbe con le risorse in caso di necessità fare delle campagne, ecco, questa è stata la più importante e realizzata nel caso della necessità. Quindi secondo me è stato l'intervento più importante. E in ultimo, non so se vedete anche i cerchi concentrici, cioè il fondo si guarda sempre più al di fuori della propria area, quindi non solo, come abbiamo visto prima, dipendenti, campagne di prevenzione per assicurare la tutela della salute dei dipendenti e anche, visto che c'è un sistema, anche degli interventi per il sistema Veneto, quindi delle azioni di sistema a volerle vedere. Quindi 300.000 donato all'RSA del Veneto che erano in difficoltà, 6.500 mascherine donate alla Croce Rossa, 6.500 donate alla Protezione Civile del Veneto, aggiungo nel momento in cui costavano di più e non si trovavano, perché abbiamo litigato anche noi con la dogana, 120 post informazione, non è da sottovalutare neanche questo, cioè comincia a essere punto di riferimento di comunicazione certa, e i 265 interventi gestiti con il numero di supporto psicologico. Buonissimo risultato, tenete conto che purtroppo in quella situazione, basta pensare a episodi di violenza o di pessimismo per la situazione, è stato importante. E un secondo anche per ribadire la professionalità, cioè i nostri volontari di MDR Italia hanno formato l'ASL di Belluno nell'emergenza dal punto di vista psicologico perché volevano avere degli elementi. Quindi questa è la seconda dimensione. Sono tanti, una volta elencandoli sono arrivati a più di 30 interventi a seconda dei soggetti. Ecco, questa è l'articolazione che raggiunge Sani in Veneto e questi numeri sono stati raggiunti da febbraio in poi. Non è proprio così semplice, non basta stanziare delle risorse per spenderle, bisogna capire la situazione, prevederli, metterle nelle varie categorie, farle richiedere, liquidarli, erogarle, formare, le tecnologie della piattaforma, si è riusciti a farlo all'interno insomma di quell'anno. Confrontatela, chi ne ha notizia, con quanto fanno gli altri fondi e quanto è tornato al Veneto. Proseguendo, insomma, non volevo dare troppe informazioni, questa per me rappresenta il terzo modo di valutare i risultati del fondo e rappresenta proprio il supporto che noi diamo nel territorio. Rappresenta il fatto che noi cerchiamo, oltre a liquidare ordinariamente con i nostri partner TPA, oltre a pensare alle campagne straordinarie strutturali, cerchiamo anche di essere parte di un sistema, quindi uscire dal nostro ufficio, costruire una relazione con le nostre parti costituenti. Ecco allora che abbiamo fatto eventi l'anno scorso di presentazione del bilancio sociale come questo, che è sempre un momento di attenzione. Abbiamo fatto degli eventi con le parti sociali, il Job Orienta, il webinar di Belluno sulla difficoltà psicologica, abbiamo fatto eventi di formazione e aggiornamento sportelli. Siamo andati avanti col convenzionamento del sistema pubblico e best practice col MEFOP, abbiamo partecipato ai workshop dell'osservatorio dei consumi privati in sanità per cercare di stabilizzare il settore dell'assistenza sanitaria integrativa e portare del contributo. Tutto questo è un'attività forte di relazione, ma serve anche a noi per cercare di fare e trasmettere quella che è la bontà della nostra azione ed aiutare chiunque spieghi cosa fa Sani in Veneto ogni giorno. Un'ulteriore dimensione, se volete valutare Sani in Veneto, è
proprio di quante persone vengono coinvolte nel sistema. Penso sia evidente che appunto la nostra rete è anche molto vasta. Gli sportelli aumentano, c'è maggior capillarità. Questi li vedete elencati per provincia. Sono 206 sedi in cui ci sono degli operatori esperti che informano, fanno consulenza, vanno a caricare la pratica, sono punti di riferimento. Ecco, la capillarità è uno degli elementi, ma anche la dimensione del sistema, se ci pensate. Cioè Sani in Veneto in sé siamo 11 dipendenti, dopo abbiamo tutte le cariche sociali, ci sono gli altri enti bilaterali, però poi ci sono anche le parti sociali regionali, ci sono gli sportelli e ci sono tutti gli operatori che vanno a spiegare Sani in Veneto cosa può offrire in quanto è un diritto contrattuale. È una delle reti più vaste nell'aggregato e quindi è anche importante fornire un supporto concreto agli iscritti e alle aziende. In ultimo, io posso dire che oltre alla dimensione sono anche contento di vedere che la rete è anche fatta dal valore proprio di queste persone. Insomma, io non posso che di fronte a questi risultati, che per me sono molto buoni, se non ottimi, andare a ribadire insomma, anche lo spirito di collaborazione che ho visto, in primis tra tutti i dipendenti, che io ringrazio, per l'impegno quotidiano, per il fare squadra che abbiamo imparato giorno dopo giorno e per la cortesia e disponibilità, devo sempre dirlo, anche se continuo a dire deve essere il nostro modo di fare, il nostro modo di porsi all'esterno. Non posso che ringraziare anche gli sportelli, che sono comunque nostra emanazione, sempre pronti a supportarci e a suggerire miglioramenti. E in ultimo non posso che ringraziare le parti sociali che hanno avuto questo obiettivo, ci hanno posto questo obiettivo importante nel 2013 e ci hanno accompagnato ogni giorno in questa crescita. Grazie. Grazie direttore, raccontava prima lo sforzo insomma anche a livello comunicativo e tra le iniziative del 2020-2021 c'è stata anche la realizzazione del nuovo sito internet di Sani in Veneto. Ad illustrarcelo chiamo qui Filippo Dalla Villa dell'agenzia Freskids Communicate. Spero aver pronunciato giusto. Quasi. Okay. Comunicate. Comunicate. In italiano. In italiano, perfetto. Buonasera a tutti, grazie dell'opportunità. Allora, io vado velocemente per non rubare troppo tempo alla tavola rotonda. Adesso dalla regia mi mandano quello che è una demo. Il sito è stato rivisto completamente dal punto di vista strutturale perché oggi la fruizione è sempre più da mobile, quindi l'utente arriva sempre di più da dispositivo mobile, smartphone o tablet, quindi dal cellulare piuttosto che dal tablet. È tutto a blocchi, quindi una volta che si vede da mobile verrà ricompattato tutto uno sotto l'altro e questo permetterà una fruizione dei contenuti molto più veloce e leggera, anche come peso generale del sito, perché purtroppo le informazioni all'interno del sito sono tante e quindi a livello anche di indicizzazione e di navigazione stessa bisognava andare a una pulizia generale. I contenuti adesso stanno per essere riversati completamente e a breve andremo online con quello che state vedendo. Attualmente è solo in area demo e ci sono ovviamente tutte le prestazioni che sono state illustrate dal direttore e dal presidente e troverete anche, come dire, una più facile applicazione della scelta e come dire, della prestazione da selezionare. Quindi chi dovrà illustrarlo anche da remoto ai propri iscritti avrà un più facile approccio. Ovviamente è prevista anche una parte di formazione sia al personale che dovrà contribuire nei contenuti, ma anche eventualmente agli sportellisti per dare illustrazione su come navigare. Io vi lascio la navigazione che muovono dalla regia e non vorrei, come dire, trattenermi oltre per lasciare spazio alla tavola rotonda. Grazie. Grazie Filippo. Allora io
chiamo sul palco gli ospiti di oggi, il professor Aldo Bonomi, sociologo e fondatore del consorzio Aster, Michele Bonerba, presidente di Labor Fonds, e la professoressa Patrizia Messina dell'Università degli Studi di Padova. Prego. Lo passi tu il microfono o lo passo io? Lo passo io. Il professor Bonomi, accomodatevi come volete, prego. Professor Bonomi, assente. Non era... C'era prima, si vede che è uscito... è uscito un attimo. Prego, intanto. Sì, benissimo. Ben arrivati, vi ringraziamo della partecipazione. Allora, in attesa del professor Bonomi, intanto io comincio con la professoressa Messina. Tanto le lascio il microfono per ragioni di Covid, dopo lo dovremo di volta in volta anche disinfettare. Allora, professoressa, qual è l'importanza di estendere le attività di un fondo di un determinato territorio anche a chi quel fondo non ne fa parte? Per quanto riguarda il fondo integrativo, l'importanza quindi di non creare disuguaglianze in un determinato territorio, credo sia questo importante. Allora sì, grazie per avermi invitata. Io penso intanto che le politiche sociali in generale di welfare siano politiche di sviluppo. Partiamo da questa premessa fondamentale, che non è così ovvia, perché in genere quando ci sono crisi economiche la prima cosa che si fa è tagliare la spesa sociale, no? Uh-huh. Quindi il primo passaggio importante da fare è quello di passare dall'idea di spesa sociale come costo a spesa sociale come investimento. Perché investimento? Perché la spesa sociale garantisce coesione sociale e capitale sociale, relazione di fiducia, che significa la base per garantire sviluppo. Se nel momento di crisi tu tagli il ramo dove sei seduto, insomma, è più probabile che la crisi diventa più pesante, certo, e che i costi aumentano. Partiamo da questo dato di base. Questo cosa vuol dire? Che se le politiche sociali sono politiche di sviluppo, la dimensione territoriale è fondamentale. Allora, noi siamo in un momento di crisi del welfare, c'è niente da fare, lo Stato sociale, sappiamo, non è sostenibile economicamente, costa troppo allo Stato, non è diciamo, sostenibile solo dal lattore pubblico. Quindi il problema qual è? Se vogliamo garantire sviluppo del territorio dobbiamo unire le forze. E quindi quando parliamo della trasformazione, diciamo, dalla crisi del welfare state al welfare, diciamo nuovo welfare, secondo welfare, come si chiama adesso, ecco, il problema è provare a ragionare con una logica territoriale per le politiche di sviluppo e quindi per le politiche sociali, unendo le forze. Allora, che cosa sta succedendo? Succede che sul territorio si incontrano diversi tipi di beni collettivi per lo sviluppo, diciamo, no? Quindi l'attore pubblico, lo Stato, che continua ancora comunque a produrre servizi sanitari, soprattutto nel contesto italiano, che comunque non ce lo dimentichiamo, è uno dei migliori in Europa, quindi comunque è importante la presenza dello Stato e del servizio sanitario pubblico. I servizi di welfare di comunità, cioè forniti dal terzo settore, dall'economia sociale, che ha la componente del bene comune, si configura così, e poi c'è il welfare aziendale. Uh-huh. Il welfare aziendale però ha una caratteristica, quella di essere un bene di club, cioè garantito alle aziende e ai dipendenti, quindi è una parte del tutto. Allora la sfida vera, e questo, per questo San in Veneto mi piace molto come approccio, a differenza magari di altri fondi interprofessionali, la sfida vera è quella di far sì che i fondi interprofessionali diventino parte del tutto, cioè si integrano il più possibile con la dimensione territoriale. Questa è una sfida. Uh-huh. Come si fa a raggiungerla? Come dire, è un tema aperto, cioè, Antonio Morello lo sa, ne abbiamo parlato a lungo di questa cosa. Io credo molto nel fatto che in un contesto come il Veneto,
dove il tessuto produttivo di piccole e medie imprese è così capillare e diffuso, i fondi interprofessionali possono giocare un ruolo determinante, direi determinante. Però non è come dire, c'è più di un fondo interprofessionale, no? Integrativi, sì, hai ragione, scusa. Però il concetto è questo: se vogliamo ragionare nella prospettiva territoriale, forse l'obiettivo è una sfida anche per i fondi integrativi, ma non solo, è quello di fare sistema tra tutte queste componenti. Cioè, se vogliamo ragionare di welfare territoriale, dobbiamo mettere insieme il bene pubblico, il bene comune e il bene di club, e farlo ed integrarlo in una logica territoriale, regionale in questo caso prevalentemente. Questo è, diciamo, il valore aggiunto che si può dare. Come? Magari ne parliamo. Ok, allora al prossimo giro. Allora, professor Bonomi, vengo a lei. Un attimo che cambiamo allora il microfono. Dobbiamo un attimo. Intanto le faccio la domanda. Professore, come si sta trasformando il welfare territoriale in questo periodo di crisi e quale lettura si può dare del settore, della relazione tra il sistema pubblico e privato? Allora, arrivo a rispondere alla domanda. Però prima alcune osservazioni avendo seguito i vostri lavori. La prima battuta è: sto alle parole chiave evocate dal Presidente. La prima cosa che mi ha colpito è che sarebbe molto contento nel vedere questa esperienza Adriano Olivetti. Perché, Presidente, lei ha evocato una parola che era indicibile nel Novecento. La parola era cogestione. Questo mi pare un punto nodale. Sani in Veneto è un modello di cogestione. Non dimentichiamoci che il Novecento è stato il secolo del conflitto. Questo è il primo punto. E aggiungo, non poteva che venire avanti un'esperienza di questo genere, prima la bilateralità ovviamente, come lei ha citato, se non in quel territorio in cui l'orizzontalità dei modelli produttivi del territorio è più presente che altrove. Il nord-est, con tutti i suoi limiti e la sua potenzialità. Perché, parliamoci anche chiaro, siccome vi conosco, la cogestione nostra è fatta anche dal fatto che si entra in un'impresa e non si capisce chi è il padrone e chi è l'operaio. Beh, niente di male, anzi, però si entra in un'impresa e si sa che alcuni modelli di cogestione non sono scambiati nel modello olivettiano, ma anche con un po' di nero. Si può dire questo? Non si può dire? Se volete che non lo dica, non lo dico, però conosco bene il modello produttivo. E qui un altro merito. Sul corpo e sulla salute questi temi diventano trasparenti. I numeri del direttore, sono convinto che sono trasparenti, non sono scambio sottobanco. Quindi una cogestione vera da questo punto di vista. Prima osservazione. Seconda osservazione. Lei ha evocato una parola, fiducia. Allora, diciamo subito una cosa. Chi fa il nostro lavoro, quando dico il nostro lavoro intendo dire chi lavora comunicando, se fa ricerca, se fa comunicazione, se fa assistenza di prossimità come fate voi, sa benissimo che la fiducia è quella merce che più la si usa, più aumenta.
mentre invece di solito tutte le merci più le usi più diminuiscono. E questo è un nodo molto importante, soprattutto di questi tempi. Terza parola chiave che lei ha usato è la parola comunità. Anche quella, dico subito, è una parola da prendere con le pinze, però non c'è dubbio che non si fa Sani in Veneto se non si ha dietro una logica di comunità. Facciamo una battuta, se non si è comunitaristi. Ma cosa significa questo? Significa capire che la comunità, come la fiducia, è una parola che va presa con le pinze. Perché, anche qui per dirlo in maniera molto trasparente, le molecole produttive frammentate e disperse, quando si impauriscono rispetto ai grandi processi di cambiamento, poi arriva la pandemia, tendenzialmente a volte si rinserrano. E io credo, almeno io ne ho dovuto avere a che fare, credo che anche chi fa Sani in Veneto si deve confrontare anche con una diffusa comunità del rancore. Comunità del rancore contro tutto ciò che viene da fuori. Cosa sarà sta roba? Non so se fidarmi o non fidarmi. Non mi hanno mai regalato niente. Cerchiamo di capire. Sto dicendo luoghi comuni che voi conoscete molto meglio di me, che io facendo ricerca li ho sentiti molte volte. E soprattutto anche rancore e paura rispetto ai grandi cambiamenti, le metamorfosi. Non parliamo poi della pandemia, arriverò su questo. Quindi quei numeri, il direttore ha usato un'espressione, stiamo allargando il cerchio. Siamo capiti? Allargare il cerchio significa prendere per mano i rancorosi, gli impauriti e dirgli guarda, abbiamo tutti paura, però se ci teniamo per mano forse riusciamo a farcela, ok? Soprattutto in momenti difficili. Io non sono uno che ha la spocchia rispetto alla comunità del rancore, dico sempre, quando ne discuto nei seminari, guardate che abbiamo a che fare con dei soggetti che sono impauriti rispetto ai grandi cambiamenti. Non parliamo rispetto alla malattia, siamo capiti? All'evento che quando ti arriva tra capo e collo non riesci più a lavorare e mandare avanti l'impresa. Quindi voi toccate dal punto di vista psicologico dei tasti delicatissimi del soggetto. Per fortuna, e qui arrivano le cose positive, c'è un grande tessuto di comunità di cura. Quello che mi ha sempre meravigliato, quando alcuni soloni dicevano ma quelli del nord-est sono tutti rancorosi, incazzati, eccetera. E gli dicevo no, guarda che se tu lo conosci bene il nord-est, è un tessuto orizzontale di volontariato, associazionismo, terzo settore, una nebulosa. Sono stato recentemente a Padova al convegno organizzato dall'amico Alecci sul volontariato, sul forum, a discutere di questi temi. E guarda che c'è una forte comunità di cura. E devo dire che anche voi siete un pezzo della comunità di cura, siete una onlus. Poi, certo, dentro le dinamiche dell'economia, dei grandi processi, ma voi siete una onlus. Siete un pezzo di quella nebulosa, dove c'è dentro di tutto. Associazionismo, volontariato, terzo settore. Non si sa più come denominarlo ormai, ok?
E quindi, in primo luogo, voi siete un soggetto della comunità di cura. Però attenzione, e arrivo a voi, la comunità di cura non è solo volontariato, che è positivo. Credo che sia il Presidente che ha detto dobbiamo aumentare il nostro rapporto col privato sociale. Si riferisce a questo, Presidente. Vedete come ho preso appunti diligentemente. Ma la comunità di cura, voi siete un pezzo della comunità di cura larga. Perché la comunità di cura larga è non solo il volontariato, e lo dico chiaramente. Fare l'insegnante e far bene l'insegnante è un pezzo della comunità di cura larga ed è una figura verticale della pubblica che non vi c'è. Quanto siano importanti i medici e gli infermieri non spendo nulla. Una volta dice, ma quelli sono come no, quelli sono i tutori. No, pezzo di comunità di cura larga. Rifare la medicina di territorio significa fare comunità di cura larga, con tutto ciò che significa. Poi, siccome ho seguito bene, no? La Lombardia, il Veneto Zaia, il Santo Zaia, tutto a po', capiva, avete tenuto di più, ok. Ma avete tenuto di più mica per altro, per l'antropologia della comunità, mica per altro avete tenuto di più, perché i tagli li hanno fatti anche a voi, come hanno fatto a tutto nella sanità, i tagli li hanno fatti dappertutto. Comunque, dato a Zaia quello che è di Zaia, ci hanno capiti, o ai Veneti quello che è dei Veneti. Io dico di più. Spero che ci siano i vostri colleghi e soci del sindacato. Fare sindacato vuol dire fare comunità di cura. E lo dico perché, ad esempio, discutendo con Landini, che è quello che sembra il più rigido, che mi ha invitato a Bologna a discutere di sindacato di strada, perché ovviamente i lavori stanno lì, non stanno più dentro l'impresa. Io ho detto a Landini, vengo volentieri a discutere di sindacato di strada, nuove forme dei lavori, perché i lavori stanno sulle strade, sul territorio, la frammentazione è questa. Ma parliamo anche di sindacato di comunità, che è parola difficilissima da mettere assieme, delicatissima. Ma scusate, quando avete dovuto fare gli accordi per la ripartenza e avete dato i soldi per ripartire, ok, come vedete, che avete fatto se non un sindacato di cura? Perché il problema era curarsi per ricominciare a lavorare. Scusa, lì non c'era più il conflitto capitale-lavoro, era in gioco la corporeità. Quindi il sindacato è un pezzo di comunità di cura. Aggiungo di più. Vedo che è arrivato il mio amico Giacomini. Le rappresentanze sono un pezzo di comunità di cura. Confartigianato, CNA, sono un pezzo della comunità di cura, nella misura in cui recuperano il loro ruolo. Sono un pezzo della comunità di cura, ma non perché hanno dentro il bilateralismo, il fondo di San Invento, no, sono un pezzo della comunità di cura. Ovviamente, quindi comunità di cura larga. E la comunità di cura larga l'abbiamo scoperta dentro la pandemia. Perché la pandemia, nella mia logica Giacomini sa benissimo dei flussi che impattano nei luoghi, la pandemia è un flusso che non ha solo fatto un impatto sui territori e sui luoghi. La pandemia ha attraversato i nostri corpi, questo è il punto. Ha rimesso il corpo e ha fatto riapparire alcune cose fondamentali di cui ci eravamo dimenticati. E lo dico, tutti quanti noi abbiamo memoria dei lockdown hard. E lì abbiamo scoperto i lavoratori dell'ultimo miglio, cioè quelli che ci portavano le medicine,
che ci portavano il mangiare e abbiamo scoperto pure gli angeli del digitale, quelli che andavano a insegnare alla nonna come usare il tablet per continuare a comunicare con i nipoti, o no? E dentro quei lockdown abbiamo scoperto, da questo punto di vista, 3 cose fondamentali che sono ancora importantissime, 3 o 4. Mangiare, e quindi il discorso, il mangiare è cura del corpo e sostenibilità, e quindi ad esempio il rapporto con l'agricoltura, che non è una cosa secondaria. Non ci credevamo forse, ma basteranno le robe da mangiare di questi tempi. Scusa, sto dicendo cose elementari che ognuno di noi ha vissuto. Abitare, la casa che cambia, e l'hanno già capito gli artigiani e i piccoli imprenditori che stanno lavorando su come fare nuovo design, nuove forniture, eccetera, ovvio, e comunicare. E ovviamente, ultimo dato che è importante per voi, la dimensione della cura, che è diventata centrale. Ed è iniziato il dibattito su cura e prossimità. Ma non basta la comunità di cura. Quindi comunità del rancore, ho detto, comunità di cura che deve diventare comunità di cura larga. Poi c'è la comunità operosa. Cioè, adesso non mi ricordo più il numero esatto, quante sono le imprese che aderiscono a voi? 145.000. Ecco, quelle 145.000 imprese di capitalismo molecolare. Ecco, infatti mi pareva 40.000, quelle 40.000 imprese e quei 145, mi pareva che il numero... perfetto, quelle 40.000 imprese sono comunità operosa. E la comunità operosa significa, guardate che se volete registrare non so se va, sì, va ancora, sì. Va. Ecco. La comunità operosa significa il modello di sviluppo, il modello di sviluppo, perché, l'avete capito, che le 2 cose, allargamento del cerchio della cura, comunità di cura larga e cambiamento del modello produttivo, vanno assieme da questo punto di vista. La sostenibilità non è solo sostenibilità medica e di prestazione, è sostenibilità del modello, anche perché non è il tema, ma sapete benissimo, faccio una battuta, che le possibilità di attraversamento di questa metamorfosi rimandano fondamentalmente a 2 cose con una fetta di prosciutto in mezzo. La prima cosa è la digitalizzazione. Quando dico digitalizzazione non penso ai grandi, sì, ci sono i grandi progetti, ma penso anche che ogni impresa cerca di fare un po' di e-commerce, un po' di innovazione, un po' di industria 4.0, anche il tessuto del capitalismo molecolare. Tutti quanti cercano di innovare da questo punto di vista, perché hanno capito che il digitale è questo strumento che entra dentro l'economia. Al lato esattamente opposto c'è tutta la tematica della crisi ambientale e la crisi ecologica. E ovviamente, siccome gli artigiani sono ben attenti e furbi, hanno ben capito che se arrivano i fondi arrivano su queste 2 polarità, da una parte digitale e cambiamento e dall'altra parte. Però attenzione, c'è la fetta di prosciutto che bisogna mettere in mezzo, e la fetta di prosciutto è la coesione sociale.
Questo è il punto. Perché queste due cose servono a produrre coesione sociale. E questo è il salto. E quindi, Presidente e Direttore, voi siete piccoli ma siete un anello che sta dentro i grandi processi di congiunzione delle dinamiche economiche, eccetera. E credo al conduttore, se ho tempo, faccio due battute rispetto al quale lei mi ha chiamato come esperto dello sviluppo locale. Però ha visto, secondo me, molto meglio così rispetto a questo. Allora, io credo che siamo e siete dentro un salto d'epoca. Per ciò che mi riguarda, io ne ho vissuti due ultimamente, ma credo anche voi. Il primo, quando nel 2008, do you remember, non c'era ancora la pandemia, è arrivata una crisi selettiva del mondo diffuso del capitalismo molecolare. Mi spiace evocare tematiche drammatiche, però io allora mi sono occupato del tema delicatissimo e drammatico dei suicidi degli artigiani che non ce la facevano. Do you remember? E ho molto apprezzato quei timidi tentativi, timidi, ma che in alcune aree con le bilateralità, non le cito, facendo anche sorridere, nelle camere di commercio si metteva a disposizione lo psicologo per la crisi, per evitare questi drammi. Pareva strano, però è quello il punto di faglia che abbiamo vissuto. Poi è arrivata la pandemia. Ma attenzione, è arrivato il processo di cambiamento economico. E faccio quest'ultima parte di cambiamento economico del territorio, perché il salto di innovazione che voi avete delineato deve andare di pari passo con l'economia, cioè con la comunità operosa. Quei 44.000 dovete portarveli dietro e aumentarli, soprattutto qua. Soprattutto qua. Aumentare quelle imprese e automaticamente diventare più attrattivi per i lavoratori. Farò una battuta finale su questo. Ma rispetto a questo, cosa è successo? Lo dico col mio linguaggio. È successo che quel modello che c'era prima, dal sottoscala ai distretti, è chiaro, dove insomma il discorso era semplice. Il modello era il casannone, casa e capannone, nanetti davanti a casa e BMW in garage. Spero di non offendere nessuno, ma questa è una antropologia diffusa, ok? La casa, il capannone, i nanetti davanti a casa nel giardino, BMW in garage. E quando andava bene pure l'investimento nella collina dove si faceva il vino. Ok? È così. Quello era il modello. E ovviamente il modello di comunità di riferimento era sta roba qua. Ma non è più così. Adesso la dico lì in maniera veloce. Siamo nell'epoca delle filiere e delle piattaforme. E le piattaforme, se volete capire, se volete un'immagine a cui penso, pensate alla vostra trionfale pedemontana veneta, che avete aperto, eccetera, che è una catena di montaggio a cielo aperto ed è una enorme piattaforma. Ma in quelle piattaforme ci stanno le medie imprese leader di filiera che hanno il loro welfare aziendale, con cui voi vi ci dovete confrontare. Non facendo
pessime imitazioni, mai capito? Qui avete un modello di welfare aziendale irraggiungibile nella dimensione di piccola scala. Sto parlando alla magnifica comunità e a Luxottica, tanto per capirci, ok? Quello è welfare aziendale di alto livello che riprende in parte, ma guardate che voi l'avete avuto, il paternalismo di Marzotto e della sua città sociale. Do you remember Schio? Sto parlando perché quella era la città sociale. Welfare aziendale, filiere. Ma attenzione, poi si dividono in tre. Quelli agganciati alle filiere, che vanno bene, quelli che arrancano e quelli che non ce la fanno. Piattaforma è sta roba qua. E quindi quel modello economico in transizione produrrà nuovi bisogni. Ho finito, vedo che l'orario si fa tardi, quindi finisco, Presidente. Ecco, appunto, dopo la sento volentieri, devo sentirla prima. E quindi, ultimo possesso. Quindi il vero problema, la vostra sfida è se voi riuscirete a fare una dimensione di Sani Veneto di piattaforme, dentro questi grandi processi, con un obiettivo in più: rendere attrattiva la vostra impresa. Mi dicono i vostri colleghi, di cui guardo i numeri ogni tanto, di CGA di Mestre, che mancano lavoratori. È vero. E che molto spesso preferiscono andarsene che stare qua. Il vero problema è: ma voi potete essere anche uno strumento per rendere attrattiva l'impresa. Poi tu dici: guarda che se vieni a lavorare in questa impresa, oltre a negoziarti il dovuto, e ormai anche gli imprenditori sono lì che se li rubano, tanto per capirci, ok? Quelli bravi sono lì che se li rubano. Vedo che è lui che... Vedo che... Dovete dire: guarda che non c'è bisogno di andare a Milano, ma se tu entri nella mia impresa, ci sono forme di tutela della salute, delle garanzie, ottime, e rimani a casa tua. Quindi rendere l'impresa attrattiva anche da questo punto di vista. Voi non siete solo la crocerossina. Giustamente le crocerossine dovete continuare a farlo, ma siete anche quelli che rendono, e ho finito, la comunità di cura, che rende attrattiva la comunità operosa del capitalismo molecolare veneto. Grazie. Paura di dare parola. Tanto che puliamo il microfono al Presidente Bonerba, che arriva dal Trentino Alto Adige, volevo appunto, è lì che nascono anche buone pratiche nel settore appunto del welfare privato. Quali sono i vantaggi in cui possono beneficiare gli aderenti rispetto invece ai fondi nazionali? E poi magari anche un breve passaggio sulla il potere che ha lo Stato di normare alcuni fondi anziché altri. Abbiamo visto che... Facciamo tutto in uno allora. Sì, e poi gli esempi alla fine, grazie. Bene, intanto grazie per l'invito. Io sono stato amministratore e ho contribuito a fondare un fondo fratello a quello a Sani in Veneto, che si chiama Sanifonds, che appunto è nella nostra regione, perché siamo nati assieme, siamo cresciuti assieme, abbiamo anche lavorato assieme, questo nel senso che abbiamo gestito alcune partite sulla parte gestionale, proprio sulle anagrafiche, eccetera, abbiamo usato la vostra, e devo dire che lo spirito era esattamente lo stesso, e quindi quello che era fondamentale in un fondo sanitario, cioè saper rispondere ai bisogni dei tuoi aderenti,
che non possono essere gli stessi in un contesto nel quale la sanità pubblica è diversa da una regione all'altra. Cominciamo con un paio di elementi fondamentali per capire cosa sto dicendo. In Italia, fino al 2019, circa 800.000 persone si sono spostate dalla loro regione per andare a curarsi in un'altra regione. Non è un numero irrilevante, è un numero importante. E questa è una regione di destinazione, perché si è creata anche un'economia parallela rispetto al turismo sanitario. Allora, altro elemento, i fondi sanitari, qualcuno prima ha citato il decreto Sacconi, nascono per integrare i livelli essenziali di assistenza, che in teoria sono omologhi in tutta Italia. Nella realtà, se fosse vero, non ci sarebbero gli 800.000 che migrano per curarsi. Allora, primo elemento, noi siamo di fronte a una uguaglianza sulla carta, e questo chi fa sanità integrativa non può dimenticarlo. Secondo elemento, ogni regione ha i suoi extra LEA, quindi dà delle prestazioni aggiuntive ai suoi cittadini che altre regioni magari non danno, e quindi una prestazione di un fondo sanitario nazionale può essere accattivante, interessante per qualcuno che sta a Padova, ma magari può essere insignificante se uno sta a Trento o a Vicenza o a Brescia o a altro posto. Quindi questo è il secondo elemento sul quale dobbiamo riflettere se ha un senso continuare a parlare di sanità integrativa nazionale o sanità integrativa territoriale. L'altro aspetto è il principio sussidiario rispetto ai bisogni. Allora, la contrattazione collettiva è ancora una contrattazione di settore, con il contratto collettivo nazionale al centro di tutte le dinamiche contrattuali e, ahimè, salariali. Dico ahimè perché i salari italiani non sono propriamente tra i più alti d'Italia, di Europa, scusate. Allora, quando si fa una politica contrattuale è necessario valutare poi l'impatto di quella politica, cioè come viene percepita dalle persone a cui ti fai riferimento, naturalmente anche le imprese in questo caso. Se l'impatto non c'è, se quello che hai fatto non è stato percepito, è chiaro che si crea quel senso di rancore di cui parlava prima il professor Bonomi, di cui ricordo, lui non si ricorderà, ma io me lo ricordo benissimo, nel luglio del 2000 lui venne a Verona a un corso di formazione sindacale e ci fece una lezione, lui non lo ricorderà, ma io me lo ricordo benissimo perché dopo quel giorno ho letto tutti i suoi libri, quindi devo dire che ho imparato molto, quindi è un bel grazie insomma rispetto a questo. Però noi dobbiamo vedere quali sono gli effetti, gli impatti di quello che facciamo. Allora, do 3 dati per capire come funziona la sanità integrativa in questo paese. Primo dato, la maggioranza dei soldi, che mai dimenticarselo, escono dalla contrattazione, cioè il sindacato quando contratta rinuncia a un aumento di stipendio per destinarlo a questo scopo, la maggioranza di questi soldi non ritornano nelle tasche dei lavoratori. Prima questione. Naturalmente le differenze sono tra fondo e fondo, ci sono fondi più efficaci e fondi nazionali meno efficaci. Vi assicuro che più della metà di questi soldi non ritornano nelle tasche dei lavoratori sotto forma di prestazioni. Secondo elemento, che tipo di prestazioni offriamo? Perché se io ho la maggioranza del nomenclatore, lo utilizzo per rimborsare i ticket sanitari, mi sto sostituendo alla sanità pubblica. Non sto facendo integrazione al sistema sanitario pubblico. Quindi, attenzione, il 57%, ma sono dati che noi abbiamo con lo CPS, di cui citava prima Jimmy, quindi l'osservatorio sui consumi privati in sanità presso la Bocconi, sono dati che stimiamo, perché come vedremo dopo, la sanità integrativa non è come la previdenza complementare vigilata,
Quindi i dati sono quelli che si riescono a recuperare quando hai qualche gentile amministratore che te li fa vedere, perché così è. Altro aspetto, quindi seconda questione, se rimborsiamo i ticket non stiamo facendo quello che dice il decreto Sacconi. L'altra questione è proprio il decreto Sacconi, quel famoso 20% di cui parlava prima il presidente di Sani in Veneto. Allora, ci sono fondi che non arrivano al 20%, ci sono fondi che lo triplicano, Sani in Veneto, ci sono fondi come Sanifonds che lo quadruplicano, quel 20%. Perché si quadruplica? Perché le prestazioni che ha fatto Sanifonds, ma vedo che siamo sulla stessa linea e ripeto, questo è un fondo fratello, che ritengo tale, sono integrativi per la sanità della regione sul quale agisce il fondo. Allora, faccio un esempio per capirsi. La prestazione principe del fondo del terziario, che si chiama Fondo Est, è il pacchetto maternità. Dico principe perché è un settore molto femminile e quindi 1.000 euro per la fase della maternità è una prestazione molto ambita. Noi non ce l'abbiamo. Vi chiederete perché non l'avete messa? Per un semplice motivo, che in Trentino Alto Adige l'assistenza alla maternità è gratuita per tutte le donne, anche quelle che dovessero essere milionarie, quindi è una prestazione che non ci serve. Quei soldi li abbiamo spostati sull'odontoiatria, che invece è la prestazione che ti richiedono tutti gli iscritti, perché tutti vanno dal dentista, e abbiamo fatto un nomenclatore sull'odontoiatria molto importante. Devo dire che ha messo in difficoltà l'assicurazione che lo gestisce, che è di queste parti tra l'altro. E quindi questo è un motivo anche un po' di orgoglio, però anche di preoccupazione, perché il problema è che il fondo dovrà, dico dovrà perché io non sono più amministratore, dovrà attrezzarsi per andare come voi in autogestione, con tutti i rischi annessi e connessi, compreso quello di dover aumentare la quota di partecipazione, perché potrebbe non essere sufficiente. Però io sono convinto che quando il fondo è aperto come il vostro anche ai datori di lavoro, anche agli artigiani singoli, anche ai familiari degli artigiani come il nostro, quindi qua c'è proprio una similitudine totale, non c'è paura a mettere altri 50 euro, dico una cifra a caso, si fa volentieri. Ecco, questo è sicuramente un elemento importante. Quindi il fondamento è l'integrazione vera. L'integrazione vera non si può fare rendendo prestazioni uguali a situazioni diverse. E in Italia ci sono situazioni molto diverse, compreso il fatto di avere tempi di attesa per le prestazioni pubbliche che sono radicalmente diverse. Se abiti in Campania hai un tempo di attesa, se abiti in Val d'Aosta ce n'hai un altro, voglio dire, dipende da tanti fattori, ma è un dato di fatto. E allora cosa succede? E questo è l'elemento sul quale noi ci siamo interrogati quando abbiamo fatto Sanifonds. E Sanifonds è stato un ripiego, ve lo dico proprio così, perché noi qualche mese prima avevamo fatto un accordo con tutte le 14 parti datoriali che qualche organizzazione sindacale 3 mesi dopo, quando è stato il momento di approvare lo statuto e il regolamento attuativo, quindi l'atto costitutivo, eccetera, sono tirate indietro, purtroppo, perché in realtà avremmo realizzato quello che era per me un grande sogno di fare un sistema sanitario integrativo per tutti i lavoratori, compresi quelli che non hanno un rapporto di lavoro tipicamente subordinato della regione. Eravamo a un passo e poi Sanifonds è stata la conseguenza, perché abbiamo trovato le associazioni artigiane invece molto disponibili anche a fare il fondo alternativo a quello nazionale, che stava nascendo proprio in quel periodo. Quindi integrazione vera. E poi c'è l'elemento fondamentale: vanno valutati i risultati. Il fondo sociale è un modo per il bilancio sociale è un modo per valutare i risultati, quindi complimenti a voi che l'avete fatto. Ma c'è un altro elemento che è fondamentale: quanti lavoratori sanno che un fondo sanitario nasce dalla contrattazione collettiva? Sfido anche da voi a dimostrarlo. Tra questi 140.000 iscritti, quanti lo sanno? Ci vuole qualcuno che glielo va a spiegare. E capisco che in una dimensione di impresa, che da quello che capisco di 3-4 dipendenti, visti i numeri che avete dato prima, non sempre si fa. Allora qua nasce il tema. Ma la rappresentanza la posso fare con la legge del 70
che è recepita da tutti i contratti, grande, importantissimo, soprattutto dei lavoratori, ma era pensato per la fabbrica fordista. Oggi il mondo è un po' diverso, già da un po' di tempo direi che è un po' diverso, no? Perché il professor Bonomi il capitalismo molecolare lo scrisse nel 95, insomma, quindi sono passati 25 anni da quel libro. Allora, le persone non sanno quello che fai, qui il tema della comunicazione è basilare, anche se fai cose molto belle, molto buone. Allora il rischio per noi del sindacato, dico noi, anche se io adesso da qualche mese mi occupo di altro perché lavoro con Umana, tra l'altro da queste parti, e faremo molte cose anche tra l'altro in favore dei lavoratori in un contesto diverso. Allora, se il lavoratore non lo sa, non sa da dove nasce, non capisce perché, però lo apprezza. Però lo apprezza. È chiaro che poi il lavoratore magari della casa a fianco, che ha un altro contratto che non è quello degli artigiani, che ha molto di meno o non c'ha niente, perché succede anche questo, perché ci sono settori che non hanno nulla di copertura di sanità integrativa, non si sentono partecipi di quella comunità a cui faceva prima riferimento il professor Bonomi. Quindi io penso che questi siano elementi sui quali va fatta una riflessione. La bilateralità complessivamente ha dato risposte importanti, ma non a tutti i lavoratori, non in tutti i territori, che bisogna essere onesti e dirsele queste cose, e allora forse bisognerebbe pensare a dei sistemi sussidiari orizzontali e non più verticali, attraverso il quale rispondere meglio ai bisogni delle persone. Vado all'altro aspetto per il quale mi è stata fatta la richiesta, la domanda. Lo Stato ha fatto una scelta. Il decreto Sacconi è dell'aprile 2009, è l'ultimo atto normativo che riguarda la sanità integrativa. Sono passati oltre 12 anni, giusto professoressa? Quindi è un tempo biblico rispetto a questo. Io adesso sto facendo il presidente di un fondo pensione, tra l'altro ho fatto anche il direttore ad interim per un periodo, quindi ho visto da vicino come vigila la Covid sui fondi pensione. La Covid ti è col fiato sul collo tutti i giorni, quindi gli devi mandare dati, gli devi mandare risposte, quindi sa ogni cosa che fai. Mi ha fatto correggere un verbale di un CDA, vi dico solo questo. Nella sanità integrativa ci sono alcuni elementi che vanno considerati. L'anagrafe dei fondi ti serve solo per partire, gli mandi i bilanci, ma non è che controlla cosa fai. Quindi l'anagrafe dei fondi è un palliativo di controllo e ti serve solo per avere la defiscalizzazione, perché altrimenti che non avresti. E invece perché dovrebbe essere un settore sul quale il legislatore dovrebbe avere una certa attenzione? Secondo me per 3 motivi. Il primo, perché ormai la sanità privata, o la cosiddetta spesa out of pocket, fuori dal portafoglio, è 1/3 di quella pubblica. Cioè gli italiani al 2019 hanno speso 40 miliardi per pagarsi prestazioni sanitarie. Lo Stato ne aveva spesi 109, adesso sono un po' di più perché hanno messo più soldi. 17 siamo adesso, siamo a 117 in questo momento. Ecco. Allora uno si fa una domanda, dice porca miseria, se gli italiani devono spendere 40 milioni, facciamo una selezione di classe, scusi su questo termine anacronistico, ma facciamo una selezione di classe. Se devo fare la visita specialistica e ho i 150 euro, vado in privato e me la fanno settimana prossima, non ce li ho, aspetto i tempi della sanità pubblica che, come dicevo prima, sono diversi da regione a regione. Anzi, forse le disuguaglianze sono anche interne alle regioni, in certi casi. Quindi un conto se abiti in una metropoli, un conto se abiti in una comunità più piccola, vedi il Lazio con differenze abissali. E quindi cosa succede? Che si fa una selezione. È chiaro che poi possono nascere anche dei rancori. Passami il termine, anche un po' comprensibili, cioè voglio dire, sono anche comprensibili. Secondo elemento, a quanti soldi rinuncia lo Stato nell'ambito della sanità? Perché le prestazioni sono esenti, sapete, no? E la contribuzione. Si stima circa 4 miliardi, si stima perché il nero non è stimabile. C'è anche questo elemento. Quindi uno Stato che rinuncia a 4 miliardi, strano che non gli venga l'idea di dire ma vediamo un po' come li usano sti soldi questi.
E invece, nonostante tentativi fatti anche in Parlamento di proposte, eccetera, addirittura nel 2019, inizio del 2019, la Commissione Affari Sociali della Camera ha audito non so quante centinaia di associazioni, persone, per arrivare a una proposta e si è fermata lì. C'è stata la pandemia, però non ho più avuto notizie di risultati positivi. Terzo elemento sul quale le parti sociali dovrebbero riflettere: l'integrazione e la intermediazione. A quanto ammonta rispetto al totale della spesa privata out of pocket? Siamo sotto al 10%. Anche questo dovrebbe essere un elemento di riflessione. Voi avete aumentato la percentuale, con quei dati che ho visto prima e anche nel bilancio sociale, ma la media è 9%, sempre dati stimati a campione, perché non siamo in grado di verificare tutti i dati come fa la Covid nella sua relazione annuale che ti dà il dato al centesimo. Noi andiamo per stime. E questo l'abbiamo fatto più volte andando a vedere i bilanci dei fondi sanitari, quelli che avevamo. Allora, se la tua capacità di integrazione è il 9%, qualche domanda te la devi fare, ti devi anche dare qualche risposta. Evidentemente il sistema che ho messo in piedi non risponde ai bisogni di cui parlavo all'inizio. Quindi questi sono i 3 elementi che vi lascio in termini di riflessione. Concludo, perché a questo punto direi che andiamo in questi termini. Cosa si può fare di concreto per il famoso discorso della comunità vera? Allora, il mio sogno, lo dico proprio perché è proprio un sogno, secondo me i 5 ambiti nei quali si muove l'integrazione, che sono welfare aziendale. Il welfare aziendale, tanto perché l'hai detto tu, però possiamo andare a dare qualche dato, riguarda circa il 20% dei lavoratori di aziende medio-grandi, prevalentemente al nord, o quasi esclusi. Ecco, tanto per essere chiari. Quindi una parte del paese non sa neanche cos'è il welfare aziendale. E i lavoratori delle piccole imprese non lo sanno, perché non lo provano. Poi definirlo welfare, discutiamo, perché se la gente compra i libri scolastici per il figlio è sempre welfare, però forse il legislatore, quando ha pensato a questa norma, ha pensato ad altro. Forse, non lo so. C'è una parolina magica nel comma F dell'articolo 51 che si chiama, lo dico dopo, mi sfugge adesso, ricreazione, scusate, che vuol dire tutto, non vuol dire... Sì, c'è dentro tutto, il mondo l'incibile, è stata una scelta del legislatore. Poi c'è l'altra questione, la previdenza complementare, anche qua. La previdenza complementare è dimostrato con i numeri, anche voi lo dimostrate con Solidarietà Veneto, quando è territoriale gli aderenti sono di più in rapporto agli addetti. Anche qua, riflessione, in Italia i veri iscritti alla previdenza complementare sono 6 milioni su 23 persone che lavorano, 23 milioni che lavorano. Dico veri perché gli 8 milioni e mezzo comprendono anche 2 milioni e mezzo di posizioni dormienti, altro tema di cui non si parla mai, ma 2 milioni e mezzo di persone che hanno iniziato a versare e poi sono fermate, nessuno gli ha chiesto come mai non versava, probabilmente ha cambiato impresa, ha cambiato settore, ha cambiato contratto. Tante. Però c'è un dato su questo. Chi cresce? Stranamente, crescono i piani individuali di previdenza, PIP, che hanno dei costi di gestione 4-5 volte più alti dei nostri e che soprattutto non hanno il contributo del datore di lavoro. Chiediamoci, uno va in banca e gli offrono e si iscrive lì e non si iscrive da noi, come mai? Riflettiamo. Poi c'è, qualcuno ha citato prima di fondi interprofessionali, perché se parlavamo di sanità integrativa, i fondi interprofessionali sono tutti nazionali, anche qua. Io ho avuto proprio col fondo dell'artigianato diversi scontri rispetto alla richiesta di avere dei percorsi di formazione specifici per il territorio e ci è stato risposto di no, che bisogna lavorare sui bandi nazionali, e invece no, perché i distretti d'Italia ai paesi dei distretti industriali e dovreste avere un sistema di formazione invece specifico per le tue esigenze, per il tuo territorio, e questo non si può fare tranne con il fondo dell'industria, che invece è il più efficiente da questo punto di vista.
E poi ci sono gli ammortizzatori sociali. Noi abbiamo realizzato, e ne sono molto contento, il fondo di solidarietà territoriale per tutti i lavoratori, compresi quelli delle aziende con meno di 5 dipendenti. Sono orgoglioso perché siamo in grado di dare delle risposte concrete ai lavoratori. Rispetto a che cosa però? Anche qua, ma pensiamo veramente di poter andare avanti con ammortizzatori sociali dello stesso importo in tutta Italia, quando il costo della vita evidentemente è diverso da una zona, soprattutto dal nord al sud, ma anche all'interno del nord? Ci sono differenze di costo della vita. E cos'è successo? Per esempio che adesso c'è un'offerta di lavoro enorme nel turismo, perché molte persone che lavoravano prima della pandemia nel turismo hanno capito che si può andare a lavorare nell'industria, guadagnare magari gli stessi soldi ed avere il fine settimana libera. Non sono più tornati. Ma perché? Perché con i soldi dell'ammortizzatore sociale in certe zone del nord Italia non si vive. Con 1.149,27 euro lordi al mese non si vive a Milano. Bisogna essere molto chiari. Magari si vive a Catanzaro, non lo so, però penso che è più facile vivere a Catanzaro in quelle condizioni. Allora anche qua, io penso che questi 5 ambiti dovrebbero essere messi a rete sul territorio se vogliamo ricostruire la comunità. Allora, concretamente, Labor Funds sta per investire una cifra molto importante su un progetto che è stato fatto con la Regione per la riconversione delle aree ex caserme. Da noi ce ne sono diverse, tante, ma forse anche da queste parti. In Friuli sicuramente ce ne sono, non so se anche in Veneto è la stessa situazione, in città della salute. Quindi io su questo devo dire, sono molto contento di aver avuto il CDA all'unanimità d'accordo. Abbiamo lavorato per costruire un fondo che riusciremo a costituire insieme alla Regione nel 2022 con la partecipazione anche del pubblico, perché la risposta ai bisogni della non autosufficienza non è solo una rendita o un'integrazione alla pensione, perché non basta. Un ricovero in RSA parte da 2.600 euro al mese. Le pensioni del futuro non saranno di 2.600 euro al mese. Ci sono già istituti bancari che ti ipotecano la casa per pagarti la retta della casa di riposo. Guardate che attenzione, si sta facendo un mercato qua su questo tema, in un contesto nel quale si prevede che da qua al 2050, domani, 1.200.000 non autosufficienti italiani attuali diventino 3 milioni. E non tutti hanno il welfare familiare a cui riferirsi. Allora ecco, questo è un progetto concreto, spero di riuscire a concluderlo entro il mio mandato, ma è un progetto concreto. Noi vogliamo riconvertire le aree delle ex caserme, siamo già a buon punto, per dare servizi per la non autosufficienza. Naturalmente poi bisogna trovare le persone che fanno i servizi, questo però è un discorso che faremo dopo. Però per la gestione, ecco, questo penso che sia un sistema concreto di mettere insieme la sanità integrativa, perché i fondi sanitari parteciperanno, alla gestione. Noi lavoriamo col fondo pensioni per costruire e i fondi sanitari per gestire. Questa penso che sia la miglior risposta che si possa dare ai bisogni emergenti di una società che invecchia. Grazie. Grazie. Allora facciamo un ultimo giro di domande. Andiamo più sul pratico. Un attimo che arriva. Grazie. Allora, ne abbiamo appena sentita una. Sì, Credo esatto. che questa sia abbastanza illuminante e molto complessa da realizzare, no? Come buona pratica, no? Dico, senza andare farne tanti altri di esempi, perché non ce ne sono molti di esempi in realtà, no? Allora, però, quindi l'esempio sarebbe quello che ha appena detto lei, perché mi sembra assolutamente illuminante. E però ad avvenire in qualche maniera, c'è un progetto in questo momento più che una pratica, no? Ci sono forme, per esempio, che tendono a utilizzare, progetti che hanno teso a utilizzare le piattaforme digitali per mettere in rete, no? Penso a WelfareNet, che è uno dei progetti in Veneto perlomeno tra i più noti, però il problema qual è? Il problema è che il welfare non è
finanziamento di servizi, ma sono beni collettivi per lo sviluppo, cioè sono servizi. Quindi il valore aggiunto è produrre servizi nuovi per bisogni che sono quelli specifici di quel territorio. Allora, se il problema è l'invecchiamento, giustamente il problema, diciamo, la domanda è di servizi rispetto a quel target, che bisogna costruirli, bisogna farli in più rispetto a quello che c'è in questo momento e soprattutto ai costi che ci sono, no, per poter accedere. Esattamente, che sono crescenti. Lì vedo una capacità di rigenerazione urbana, perché se utilizziamo le vecchie caserme, ridiamo, come dire, spazio senza altro consumo di suolo a un territorio che è già abbastanza compromesso, no? Quindi c'è un vantaggio per il territorio, c'è una risposta in termini di servizi nuovi rispetto al bisogno del territorio, quindi aggiuntivi, e soprattutto un'integrazione di soggetti che finalmente decidono di mettersi d'accordo con un obiettivo condiviso. E questo è l'altro problema, perché la domanda che mi viene da fare, posso farla anche io qualche domanda, ogni tanto che dare risposte, è: ma visto che tutto questo nasce da una contrattazione, no? da una contrattazione collettiva, forse non è il caso di cambiare modo di fare contrattazione. No? È chiaro che è sottinteso, ma la domanda l'ho voluta fare apposta. Cioè, qui il problema qual è? Si parla sempre di, come dire, stakeholder, no? Di multi attori dello sviluppo, strategici dello sviluppo, gli stakeholder famosi, no? Però i portatori di interesse, appunto, sono portatori di interesse di parte. La comunità non può essere fatta da una sommatoria di interessi di parte, e quindi la contrattazione come strumento non è che vada tanto bene. Il passaggio quale dovrebbe essere, a mio modo di vedere, dalla negoziazione alla concertazione. Ora, negoziare e concertare non è la stessa cosa. E la differenza qual è? Che nel negoziato c'è chi vince e c'è chi perde, comunque l'obiettivo è trovare un accordo con una difesa corporativa degli interessi, diciamolo così, cioè con una difesa di parte. La visione comunitaria invece pensa non tanto a una logica di stakeholder, ma a una logica di community holder, cioè dove chi si siede al tavolo ragiona sì a partire dalla propria prospettiva, ma con un obiettivo che è il perseguimento dell'interesse generale. Allora lì fai comunità, generi comunità, altrimenti la dimensione della negoziazione di per sé non genera comunità. Genera disuguaglianza nella misura in cui esistono tante forme di negoziazione e poi ci sarà chi ha di più, chi ha di meno, e quindi il rancore, come dire, è inevitabile come effetto, diciamo, come effetto perverso di questo modo di pensare alla comunità. Cioè la comunità non è la somma delle parti, non è una sommatoria delle parti, è un obiettivo strategico di sviluppo. Allora, se ci diamo questo obiettivo strategico di sviluppo, di generare comunità, la mettiamo tra virgolette perché è molto spinoso il concetto di comunità, ma comunità oggi che vuol dire? Non è la comunità tradizionale, la famiglia, la parrocchia, no? Dove siamo nati, la dimensione sovranista, l'identità nazionale, non è quella roba lì. Comunità è oggi ciò che noi decidiamo di mettere in comune. Okay? Quindi è il risultato di una scelta etica, quella che mi piace chiamare responsabilità sociale di territorio, no? Dove superi la visione della responsabilità sociale della singola impresa che, come dire, in modo compensativo restituisce al territorio quello che ha preso, e comincia a ragionare con una logica di investimento sul territorio, perché da soli non si va da nessuna parte, perché come abbiamo imparato dal Covid, nessuno si salva da solo. No? Certo. Quindi abbiamo tutti bisogno di una dimensione collettiva. Non la vogliamo chiamare comunità, la vogliamo chiamare coesione sociale, chiamiamola come volete, ma il punto è che il passaggio, secondo me, strategico su cui bisognerebbe lavorare è proprio il passaggio dalla governance, chiamiamola così, multi-stakeholder, a quella community holder. Su questo, secondo me, si può lavorare, si dovrebbe lavorare insieme, perché tutte le parti sono importanti. Il sindacato senz'altro come attore strategico diciamo, che rappresenta i lavoratori, ma anche le altre parti sociali. Ognuno deve fare la sua parte da questo punto di vista, e se si ragiona con questa prospettiva,
si supera come dire, il limite della produzione di beni collettivi come beni di club e finalmente si arriva a ragionare con la logica della produzione del bene collettivo per lo sviluppo, che allora è veramente collettivo, cioè riguarda il territorio. Ovviamente con una differenza tra territorio e territorio, perché i territori non sono tutti uguali. Quindi c'è anche questa dimensione in più che dovrebbe essere introdotta finalmente, no? Perché sappiamo benissimo che ci sono delle differenze territoriali e dentro la stessa regione, tra città, tra aree urbane e aree rurali, tra montagne e pianura, sappiamo benissimo, però passare come dire, dalla visione, da consapevolezza empirica poi alla teoria, alla norma, non è sempre così automatico, purtroppo. Grazie. Allora, professor Bonomi, torno da lei. Nella sua lunga carriera, qualche esempio di buone pratiche di welfare pubblico-privato le ha incontrate? Sì, ce le può riassumere, ecco. No, ho già preso troppo tempo. 5 minuti. Tre battute. La prima, sono molto d'accordo che, mi parla strano che lo dica io, la comunità come l'abbiamo sempre tradizionalmente intesa non esiste più. Ha ragione Jean-Luc Nancy che dice, è un filosofo, la comunità inoperosa. Oppure un altro filosofo, il mio amico Roberto Esposito, che dice communitas e immunitas, immunizzazione. Il vero problema, la parola sembra un ossimoro, la comunità è un artificio, va costruita. Questo è il punto vero. Stiamo parlando di come onlus, cogestione, tutte parole da prendere con delicatezza, concertazione invece di negoziazione, tutte parole da prendere con delicatezza, sono strumenti che entrano dentro le relazioni industriali e sociali per costruire comunità che viene. Seconda battuta, sono telegrafico. Grazie per la lunga esperienza, che vuol dire che sono un po' anziano. Ci siamo capiti. Anni fa, quando il problema era il nodo dello sviluppo locale, da voi evocato, con Derrida inventai i patti territoriali per lo sviluppo, che erano strumenti 30 anni fa. Patto territoriale per lo sviluppo, che erano strumenti, soprattutto nelle aree a sviluppo difficile, per iniziare a, diciamo così, diventare un tantinello un po' capitalisti molecolari come in Veneto. Ci siamo capiti? Cioè fare il patto territoriale per essere imprenditori di se stessi, soggetti, e anche nuovi lavoratori autonomi, con Borromeo la legge 44, nuove professioni. Beh, io dico solo una battuta, rovescerei quella dimensione di allora. Sono tempi per fare patti territoriali per l'inclusione sociale. Questo è il punto vero. La comunità si costruisce lì. Cosa voglio dire? Anche qui parlando chiaro. Voi siete la foglia di fico, dei poteri rimasti a una dimensione di forze sociali in crisi. Le forze sociali sono in crisi. Abbiamo l'onestà di dirlo, ragazzi. Ce l'è per tutti, dal sindacato, Confindustria, tutto, ok? Cioè, la famosa società di mezzo
non esiste più come la comunità. Allora il problema è rimettersi in gioco, significa tornare al territorio per ridefinire il proprio radicamento sociale. Questo è il punto vero, perché è cambiata la dimensione tecnico-produttiva, ma è cambiata anche molto la composizione sociale di riferimento. Questo è il punto. E, ultima provocazione, ci vorrebbe anche un fondo di solidarietà per i precari, le partite IVA, eccetera, eccetera, eccetera. La composizione sociale è completamente cambiata da questo punto di vista. Quindi i patti territoriali per l'inclusione significa, mi piace molto l'esempio che dice, bene, stai facendo le case di comunità dai luoghi dismessi, piglia una piattaforma, ti metti assieme e fai una coalizione con il sindacato, le forze sociali, eccetera, rispetto al problema di come includere, e forse anche negozi e discuti con chi fa welfare aziendale promettendo solo servizi, e invece è una cosa un po' più complessa il welfare aziendale, e anche negozi con la finanza, le fondazioni bancarie. Gli attori sono questi. Devi ricostruire una coalizione e voi potete essere un tassello per fare questa operazione qua. Facciamo l'ultimo passaggio, l'ultima domanda allora col Presidente Bonerba. Il vostro sistema ha prodotto appunto vari sistemi di integrazione. Volevo chiederle brevemente quali possono essere presi da esempio qui per il Veneto, e mi riferisco in particolare anche all'utilizzo che avete potuto avere attraverso l'accesso ad alcuni dati per migliorare il vostro sistema integrativo e l'unione di vari fondi appunto per affrontare il tema della non autosufficienza, che abbiamo visto sarà uno dei grossi, tra virgolette, problemi insomma dei prossimi anni. No, la non autosufficienza con l'andamento demografico ormai non è che sarà uno attualità. dei problemi, è il problema. È il problema. Scusi, io voglio essere molto chiaro, sarà il problema, perché la generazione X, quindi quella che è nata tra metà degli anni 60 e la metà degli anni 70, penso a molti dei presenti, io compreso, sono tantissimi, ma per un terzo non hanno avuto figli, un altro terzo in coppia non hanno fatto uno solo, e quindi è chiaro cosa succederà, che quel sistema di welfare, le carenze del sistema di welfare italiano, mai dimenticarsi che il 70% della spesa sociale italiana sono assegni di pensione, questa è la verità, bisogna anche dirsi come stanno le cose, ecco, quindi quel sistema di welfare, le carenze del sistema di welfare erano supplite dalla famiglia allargata, questa è la verità, da quella comunità che non c'è più, per quello dico che sarà il problema, non uno dei problemi. Quindi chi si troverà nelle condizioni di avere un familiare stretto in una condizione di non autosufficienza sarà da solo se la comunità o il sistema contrattuale non se ne prenderà cura. E qui bisogna avere anche una capacità pedagogica. Allora, qual è il progetto in concreto? Perché questa cosa si può finanziare non dalle finanze pubbliche, perché non ci sono i soldi, è inutile girarci intorno. Ecco, se noi spendiamo 2.300 euro all'anno per cittadino residente solo per la sanità, non per il sociosanitario, solo per la sanità, parlo dei dati nostri, voi siete a 1.750 più o meno, quindi molto di meno, e avete un sistema anche molto efficiente, quindi vanno fatti anche i complimenti se ci fosse stata qui l'assessore in presenza, di riconoscere quello che avete fatto dal 2012 in avanti. Allora, dico questo perché non ci sono le risorse, allora bisogna avere il coraggio o di trovare un sistema contrattuale, quello che io preferirei, cioè tutte le parti sociali si mettono intorno a una tavola e capiscono l'importanza di questa sfida, anche in termini di
produttività del lavoratore, perché un lavoratore stressato da condizioni familiari di questo genere, magari da solo con 2 genitori anziani, molto anziani, non ha la stessa resa, la stessa produttività, la stessa concentrazione che ha un lavoratore che non ha questa situazione. Quindi è la comunità che si deve sostituire alle persone, altrimenti li lasciamo soli. Se gli capita il caso, e la probabilità che capiti è abbastanza alta, semplicemente lo metterà in grossissima difficoltà e potrebbe, allora certo che nascono i rancori. Il welfare state è stata la più grande conquista sociale del XX secolo, okay? Non c'è dubbio su questo. Ecco. Mantenerlo significa creare un sistema integrativo efficace che garantisca anche però quella forma di universalismo che un sistema contrattuale verticale che rappresenta solo il lavoratore dipendente non può garantire. Molto semplice. Non lo può. Allora la risposta alla domanda che ha fatto lei è: bisognerebbe riflettere su quale modello contrattuale implementare. Bisognerebbe rifletterci, mi piacerebbe che se ne parlasse, che ne cominciasse almeno a parlare, questo sarebbe già bello. Allora, concretamente, cosa vogliamo fare sostanzialmente? In parte proporre a tutte le parti sociali di fare un accordo che preveda una contribuzione delle imprese e dei lavoratori, perché senza soldi non si fa niente, il fondo pensione che gestisce il risparmio di una parte dei lavoratori, non di tutti, questo bisogna saperlo, ci metterà comunque le risorse molto importanti, vi dico già, abbiamo già deliberato il massimo previsto dalla legge, cioè il 25% del fondo, quindi il più possibile. E se saranno più fondi metteremo più soldi, perché questo sarà dare una risposta a chi però, perché qua poi devi rispondere anche ai tuoi aderenti. Fare un investimento di questo genere crea rendimento sicuramente, e anche rendimenti importanti, dopodiché però la prestazione deve essere assolutamente universale, e qui credo che non sia sbagliato che ognuno si assuma la sua responsabilità, che siano chi rappresenta l'impresa, chi rappresenta i lavoratori, chi rappresenta la gestione del gettito fiscale, la gestione proprio del gettito fiscale, quindi la regione, nel nostro caso le 2 province autonome, e tutti ci devono mettere il loro, anche pensando di arrivare a una tassa di scopo. Io non la vedo come una bestemmia. Si può anche ragionare su una tassa di scopo in funzione delle proprie capacità, non di reddito, ma di reddito e patrimonio, perché come dimostrano i dati in questo paese ci sono molti strani poveri che girano magari col BMW, come diceva qualcuno prima, ci sono un po' troppi strani poveri. Io non ci credo che il 44% degli italiani viva con meno di 7.500 euro all'anno. Grazie. Ecco. Allora chiudiamo così la giornata. Abbiamo conosciuto diverse modalità di integrazione di welfare pubblico e privato, idee e spunti che magari presidente e direttore, insomma, in prossimo periodo possono prendere spunto per le nuove iniziative. Andiamo verso anni, insomma, cioè che certamente non saranno molto migliori rispetto a quelli che abbiamo vissuto, quindi può essere un modo per creare nuove iniziative. Io ringrazio quindi il Presidente, ringrazio il Direttore, gli ospiti qui presenti, la Professoressa Messina, il Professor Bonomi e il Presidente Buonerba. Vi ricordo che al 7° piano concludiamo, insomma, con un aperitivo. Grazie e buona serata a tutti.